Non vi è piccolo o grande centro della Sicilia dove durante la settimana che precede la Pasqua non si celebrino cerimonie religiose dal sapore antico, magicamente conservate dalla tradizione e nelle quali il sentimento religioso si mescola con il profano. Trapani, estrema punta occidentale della Sicilia, l'antica Drepanon, chiamata così dai greci per la sua forma falcata che si protende verso il mare. Trapani, città del sale e del corallo, dove la pesca è attività trainante per l'economia locale. Città dalle varie stratificazioni culturali che hanno lasciato segni indelebili nel tessuto urbano, architettonico e monumentale. Colonia ora di Fenici, ora di Arabi, dominata da Normanni, Saraceni, Svevi, Angioini e soprattutto spagnoli. Proprio gli influssi spagnoleschi diedero origine nel XVII secolo alle prime forme rituali della Settimana Santa a Trapani. Tra le città siciliane depositarie di queste tradizioni, Trapani è teatro il Venerdì Santo della più rilevante ed imponente manifestazione della Settimana Santa nell'intera isola, la processione dei misteri. La processione dei misteri affonda le sue radici nel Medioevo. Fu proprio allora che misteri vennero chiamate le rappresentazioni ispirate al dramma di Gesù Cristo. Quando è iniziata la processione dei misteri a Trapani non è facile stabilirlo. Di sicuro il pugnatore che scrive la storia di Trapani, che arriva fino al 1594, non fa menzione di una processione del genere. Parlando invece di altre manifestazioni che avevano luogo a Trapani, in particolare il giorno della Domenica delle Palme, con la cerimonia intorno alle pubbliche porte, e parla anche del Carnevale. Il primo documento ufficiale lo incontriamo nel 1612, si tratta di un atto di concessione, anche se in maggiore rilevanza assume un altro documento del 1614, dove si descrive una processione con 180 battenti, cioè i penitenti, molto usuale all'epoca tale rito, i quali nel Venerdì Santo, dopo mangiari, almeno così si legge nel documento, facevano la cerca con numero 180 battenti in circa, portando in processione il Cristo morto. Si ha motivo di credere che la processione dei misteri si sia sviluppata intorno al nucleo primordiale, costituito appunto dal Cristo morto e dalla statua dell'Addolorata. Del resto in moltissimi paesi della Sicilia non esistono i misteri, ma una processione con i due simulacri è abbastanza diffusa.
La processione dei misteri a Trapani si svolge ininterrottamente dal primo pomeriggio del venerdì santo fino alla mattina di sabato. 18 gruppi statuari seguiti dall'urna con Gesù morto e la statua della Dolorata raffigurano gli episodi della passione e morte di Cristo. I misteri furono realizzati da valenti scultori trapanesi vissuti tra il XVII e il XVIII secolo, che si servirono dell'arte della tela e colla, tecnica tipicamente locale, per creare veri capolavori d'arte. Alcuni sono convinti che questi misteri siano di materiali strani. Si è sentito dire che sono di telecolla, si è sentito dire che sono di cartapesta, di tante altre materie. Però in effetti il materiale principale con cui sono stati costruiti i misteri è la tela e colla, oltre al legno necessario per la scultura delle parti anatomiche. Allora, partendo dall'interno, diciamo, di ogni gruppo dei misteri, di ogni singolo personaggio, noi troviamo un asse di sostegno che nella maggior parte dei casi è fatto di legno di castagno. Attorno a questo legno di castagno veniva messo del sughero per poter dare la forma anatomica del corpo di una persona, e successivamente, una volta che era stato, diciamo, finito l'abbozzo delle parti anatomiche, venivano fasciate con delle strisce di tela di juta imbevuta di colla naturalmente di natura organica, perché in quel periodo non esisteva ancora la colla, diciamo, ricavata da materiali chimici. Allora, dopo la fasciatura con queste fasce di tela, venivano sistemati i vestiti che pure loro sono fatti di tela imbevuta di colla, e venivano, diciamo, sistemati in maniera tale, siamo nel periodo, diciamo, post barocco, e quindi con questa forma particolare che rispecchiava un po' l'andamento, la posizione, la postura di ogni singolo personaggio. Dopodiché questa tela veniva gessata, cioè dire veniva spalmato su questa tela uno strato si chiamava intonaco, ed era una miscela di gesso con colla, e quindi veniva diciamo lisciato per evitare appunto che si vedesse la trama della tela, veniva poi carteggiato con degli abrasivi in modo da renderlo liscio e atto ad accogliere poi la successiva colorazione. I misteri vengono trasportati a spalla dai portatori per tutta la durata della processione, e la loro caratteristica andatura ondeggiante viene denominata annacata. Percorrono così le vie del centro storico e dal 1947 anche la città nuova, spingendosi al di là della immaginaria cinta muraria. Nella processione dei misteri si fondono e si compongono mirabilmente fede, arte e tradizione. La gente di Trapani segue i sacri gruppi e fa ala al loro passaggio con commozione sempre viva ed intensa. L'amore vivissimo per i misteri, che è caratteristica del popolo trapanese, si manifesta anche nella ricchezza dei rivestimenti argentei dei personaggi e nella infinita cura con cui i consoli provvedono agli addobbi floreali e alla illuminazione dei sacri gruppi. Il trapanese per questo, diciamo, che ha uno spiccato senso di arricchimento, perché sempre dal 600 in poi, in varie epoche, quando c'era la possibilità di poter spendere qualche soldo, la categoria donava al gruppo questi paramenti argentei. Noi, per quanto riguarda il nostro gruppo, che
che è la coronazione di spine. Nel 1985 io personalmente ho provveduto al rifacimento dell'80% dell'argento che adesso esiste sul gruppo. Quello che rappresenta la misteri nel popolo trapanese è una cosa che va avanti negli anni, è una cosa che è iniziata, penso, sin dall'inizio della costruzione di questi sacri gruppi, che va indietro nel tempo, nella metà del Seicento. Per me in particolare è una cosa che vivo sin da piccolo. Diciamo che la processione dei misteri è nata nella mia famiglia molto tempo prima di nascere io, quindi è una cosa che vivo molto da vicino e che mi fa rivivere un attimino quelli che sono i ricordi dell'infanzia, quando appena passata la festa del Carnevale si entrava in Quaresima e sin dai primi giorni della Quaresima mi ricordo i preparativi a casa mia, perché la processione dei misteri è una manifestazione maestosa che coinvolge tutta la famiglia, quella dei consoli. Estintasi nel 1974 la confraternita di San Michele, rifondata nello stesso anno, che aveva dato vita nei primissimi anni del Seicento alla primordiale forma di processione, e l'Unione delle Maestranze, costituita nel medesimo anno ad organizzare l'annuale processione e gli altri riti minori della Settimana Santa. Di questo sodalizio fanno parte tutte quelle categorie di artigiani che hanno avuto in affidamento dalla stessa confraternita, previo atto notarile, i sacri gruppi. L'organizzazione della processione è un compito non certo facile, vista la grandiosità della manifestazione e la costante partecipazione popolare. Tutte quelle persone che vengono a comporre la processione, ossia portatori, musicanti, processionanti, fedeli, amatori, appassionati, sono tutte queste persone che creano questa grande e meravigliosa processione, questo grande spettacolo, che chiaramente ha bisogno di essere coordinato. L'organizzazione vera e propria, la macchina organizzativa, comincia a nascere quando noi diciamo che si comincia a sentire il profumo dei misteri qui a Trapani, ossia subito dopo le festività di Carnevale. Appunto l'Unione delle Maestranze comincia a stabilire quali saranno le persone che per quell'anno guideranno questa macchina organizzativa, ossia il comitato esecutivo, che viene formato intanto con la nomina di un direttore della processione, il quale si sceglie i suoi collaboratori che avranno poi specifici compiti, ossia l'organizzazione delle bande, l'organizzazione delle processioni. Molte sono state le difficoltà e i periodi tristi ai quali sono andati incontro i misteri nell'arco di questi 4 secoli di vita. Il più grave sicuramente il crollo di una parte della chiesa di San Michele che custodiva i sacri gruppi, causato dal tragico bombardamento del 6 aprile del 43, con il conseguente danneggiamento e in alcuni casi la distruzione di alcuni gruppi. Quello che stiamo vedendo è il gruppo della Sollevazione della Croce, come si presentava prima della sua distruzione. Si rese necessario un delicato e paziente lavoro di restauro per ridare ai trapanesi il loro gioiello più caro. Il rifacimento di parte dei gruppi venne affidato alle mani esperte di un nostro concittadino, Giuseppe Cafiero. La ricostruzione nel dopoguerra è stata affidata per alcuni gruppi a mio padre. Io non posso ricordare questo periodo perché ero nei primi anni della mia vita, avrò avuto 2, 3 anni, 4 anni. Però dai discorsi che ogni tanto intavolavamo con mio padre mi diceva che tutto quello che è rimasto dei misteri è stato ammucchiato in una chiesa, per cui quando a lui hanno affidato, credo che si trattasse della chiesa di Santa Lucia, quando a lui è stato affidato il rifacimento di questi gruppi,
ha dovuto scartare pezzo per pezzo da questo mucchio di rottami per poter in un certo qual modo catalogare i pezzi a quale gruppo appartenessero e riutilizzarli nella ricostruzione di questi misteri. Successivamente, intorno agli anni 70, a mio padre veniva affidato periodicamente il restauro e la pulizia di questi gruppi, restauri a cui io ho partecipato aiutando mio padre e imparando, diciamo, i primi rudimenti di quella che è appunto la tecnica della tela e colla. La notte è il momento più suggestivo della secolare processione. L'odore della cera e dei fiori si fa ancora più intenso nelle stradine della Trapani antica, offrendo a chi va incontro ai misteri anche nelle ore notturne un'atmosfera quasi surreale. Sono tanti i giovani che ogni anno, spontaneamente, si avvicinano a questa tradizione del Venerdì Santo. Non c'è trapanese che per una volta nella vita non abbia perso una notte per seguire i misteri e provare l'emozione del peso sulle spalle di uno dei gruppi. Fa parte della processione dei misteri, è qualcosa che molti trapanesi ambiscono, desiderano. È chiaro che non tutti riescono in questo, anche perché è qualcosa che innanzitutto viene dal di dentro e poi che hanno principalmente tutti coloro, sentimento che hanno tutti coloro che hanno vissuto la processione sin da bambini, come me per esempio, a fianco alla nonna nei primi anni della mia vita, successivamente come incappucciato, poi come stendardista, poi come battistrada. Sono termini tecnici. Ma il desiderio mio, per esempio, fu sempre quello di avvicinarmi sempre più alla processione. Grazie alla mia famiglia di origine marittima io oggi faccio parte del gruppo dei naviganti e grazie alla mia ostinazione curo l'organizzazione di questa grande manifestazione. Trascorsa la notte, alle prime luci dell'alba, bande musicali, processioni e sacri gruppi si preparano a far ritorno nella quiete della seicentesca chiesa del Purgatorio. L'entrata della Dolorata concluderà i riti della Settimana Santa trapanese, che un tempo iniziavano nella chiesa di San Pietro con un'importante cerimonia della Domenica delle Palme e si concludeva la Domenica di Pasqua con l'incontro delle statue del Cristo risorto e della Madonna. Era la naturale conclusione della Settimana Santa, ma di tanti riti oggi sono rimasti solo i frammenti.